in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento, siamo puntualissimi con la rubrica Sportello Pensionati. Vediamo subito i nostri ospiti. Con noi in studio Ennio Tognuti dell'FNP CISL di Udine e Tiziano Manazzone dell'FNP, sempre dell'FNP CISL di Udine, e anche ricordiamo che Tiziano è agente sociale. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Come state? Avete riposato? È da un po' che non partecipate alla trasmissione, vi sarete riposati bene, ma avete studiato, io spero, nel frattempo. Sì. Vi siete tenuti aggiornati per dare delle risposte ai nostri telespettatori. Mi dite niente? Silenzio? Sì. Non avete studiato? No. Io partirei proprio con Ennio per parlare dei rapporti tra sindacati e governo. Ancora, novità per quanto riguarda le pensioni non ci sono, cioè ci sono delle ipotesi che stanno emergendo, ma nulla esce da Roma. Beh, diciamo che si ripete... Ci sono solo delle cose sicure, no? Quella di quota 100, quella ormai è da mesi che lo stiamo dicendo. Quella pare essere, no? Finita, cioè col... No, sono due cose sicure. Uno che quota 100 non viene rinnovata perché quello scadeva. L'altro che il sistema ordinario pensionistico, piaccia o meno, è la legge Fornero. Perché al di là del bla bla, al di là delle demagogie, nessuno ha messo mano a modificare il sistema previdenziale del governo Monti-Fornero. Stiamo parlando del 2011. L'unica novità nel frattempo è stata introdotta con l'invenzione dell'APE, che di per sé ha creato primi veri spazi di flessibilità. Poi il resto sono... chiaramente alla scadenza, non tanto di quota 100, ma alla scadenza di un altro anno finanziario con delle ipotesi di riforme molto importanti in atto, si immaginava che ci fosse stato lo spazio per ragionare sul sistema previdenziale. Certo. Non un fatto emergenziale, non un fatto di ritocco, ma toccare veramente la legge di riforma, cioè la legge della riforma Fornero e rimettere in piedi il sistema previdenziale. Evidentemente interessava tanto al sindacato e interessava poco alle componenti partitiche, che di fatto non è che abbiano né portato il governo a ragionare in termini seri e di modifica e di riforma, ma solo così una rincorsa più o meno al consenso elettorale. È chiaro che il sindacato si è trovato poi di fronte ad una chiusura, perché nessuno è riuscito a far capire in maniera definita al Premier Draghi che per il mondo del lavoro la legge Fornero non è una norma, una legge che abbia dipinto un sistema previdenziale come si immagina, quindi equo, equilibrato, eccetera. È solo un meccanismo per rendere stretta la spesa. E c'è anche l'altro aspetto, che la seconda commissione istituita nel 2016 per dividere la spesa previdenziale da quella assistenziale nel bilancio dell'INPS non ha concluso i suoi lavori, mentre quella per la individuazione dei lavori gravosi ha concluso la sua attività, questa no. Ed evidentemente vuol dire che non ha avuto stimoli o spinte dalla parte per politica. in sostanza. E quindi evidentemente
un gestore, un manager, un banchiere guarda le cifre e non può entrare nel merito perché è un po' complesso capire tutta la vicenda. È chiaro che se guardo la spesa previdenziale di nuovo nel bilancio del nostro Stato al 17% del PIL è elevato, mentre sappiamo benissimo che è un numero falso, gonfiato, sia dalle ritenute, sia dal costo fiscale, sia dall'avere nel suo insieme anche parte di assistenza. E le pensioni o i redditi o gli assegni di assistenza sono più o meno sul 30-35% del costo complessivo, cioè non stiamo ragionando di bruschette. Possiamo riprendere fra un attimo il Certamente. discorso, perché c'è già... Dopo riprendiamo, perché abbiamo già una telefonata pronta e io ho visto l'indicazione proprio nel momento in cui abbiamo cominciato la trasmissione, evidentemente aspettavano, no, di parlare con voi. Sentiamo chi c'è in linea. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Buonasera. vado piano così mi ascolti. Voi siete stati molto bravi. Sono Giovanni di Pordenone. Sì. Vi dovrei chiedere un'emergenza. Allora, tempo indietro vi ho chiesto che ho un ISEE ordinario Sì. di 9.600. Mi hanno tolto il reddito di cittadinanza. Voi, se mi capite, vado veloce? No, chiaro. Allora, voi mi avete consigliato di fare l'ISEE corrente. Sì, vagamente mi ricordo, perché più di Era una qualcuno... brava signora e anche lei, che vi ho anche lodato. Perché l'ho fatto a maggio, scade adesso a novembre, Sì. per avere il bonus sociale. Ho guardato le bollette dell'acqua e della luce, non mi hanno messo il bonus sociale. Oggi mi hanno detto, perché io sono ignorante, non capisco niente, mi hanno detto che io devo fare domanda all'INPS per il bonus sociale. Ma voi giustamente mi avevate detto di rivolgermi in comune e mi avevate anche detto che erano gli enti che dovevano andare all'INPS a verificare. Mi pare sì, la persona che era qui, sì. Era una donna. Sì, No? sì. Non dico male, voi bravi perché vi seguo. È oggi che mi interessa, non mi va Telepriuli su 3 televisioni, per quello. Ecco, e quindi... Cosa devo fare secondo voi? Ma lei si era rivolto allora, si era rivolto anche al Ero rivolto in sindacato? comune. Ma non si Mi era hanno fatto detto di aiutare? no. Non si era fatto aiutare da nessuno? Da nessuno del sindacato, del No, patronato? l'ISEE corrente l'ho fatto, Sì, che scade a novembre. sì. Però le manca ogni quest'altra 6 parte mesi. qui. Vediamo se Tiziano Manassone, che appunto è anche... Mi date un consiglio per adesso piacere? vediamo se... Non so quello, dovrebbe... Non sono informato di questa roba qua, lo dico chiaramente. E quindi? Comunque i bonus dovrebbero essere automatici perché il reddito è Della conosciuto. luce e del Sì. gas sono automatici. Il reddito non è è da fare conosciuto- presentazione niente. E come mai? Il reddito è conosciuto dall'INPS e quindi gli enti gestori hanno i dati del reddito direttamente dall'INPS e attuano queste. Evidentemente c'è stato qualche problema di comunicazione o non di aggiornamento di comunicazione. Ti avevano detto quanto era il reddito ammissibile per avere questi bonus? No, l'ISEE, se mi capisce, Sì, l'ISEE, sì. l'ISEE corrente è €1. Il suo? Il mio. Allora? Si è perso il reddito nel tempo. Avevo detto alla signora, non per interromperla, avevo detto alla signora che andavo in una casa Atter. Sì. Loro hanno avuto il contratto con Blue Energy. Mi è arrivata una bolletta da spavento. Ho pagato. E allora gli ho chiesto, come mai non mi avete messo la voce bonus sociale?
non mi hanno saputo rispondere. E oggi che sono andato da un'altra parte per vedere se posso pagare meno, mi hanno detto che loro non possono, o devo andare io all'INPS a fare richiesta, o la CGIL che non so se il CAP può farlo. Voi cosa mi consigliate? Bisogna informarsi col CAF prima di tutto, che può dargli una risposta, e poi anche il comune, c'è una persona che segue proprio il discorso di bonus. Adesso Ma sono non andato fa in comune e non gli hanno dato detto, nessuna risposta. non mi hanno detto che loro non possono farlo, che E allora? giustamente l'impiegata mi ha detto queste parole. E Allora, provi a vedere il CAF. automaticamente che deve andare all'INPS. Allora no. lei torni al sindacato dove è già stato, torni lì sì. e vada a spiegare che cosa è successo Successo. e che si muovano e che vadano a vedere loro, visto che lei ha parlato Già. già con qualcuno di un sindacato, e che vadano a vedere, che cerchino di risolverle in qualche modo la situazione. Io al suo posto farei così, perché lì se nessuno le sa rispondere una cosa piuttosto che un'altra, se nessuno le chiarisce le idee, io tornerei direttamente dove è stato la prima volta a chiedere aiuto. Brava. E che provvedano, che vadano Esatto. loro, no? Sì. A chiedere in INPS. Ecco signora, Sì. io ho già chiesto alla CGIL, ma mi hanno detto anche loro che dovrebbe andare in automatico. Io a questo Sì, punto cado questo è nel così. buio. Però se non è andato in automatico devono vedere, Devono perché vedere che cosa sta succedendo. lei va lì col suo Dove ISEE si è e tutto inceppato quanto, il meccanismo. e va lì anche con quello che ha pagato e gli dice qua non è andato in automatico, e loro devono vedere perché non è andato. Perché adesso, tra l'altro, in INPS si può cominciare nei capoluoghi, Sì, no? si può andare cominciare ad anche andare anche di direttamente. persona. Provi ad andare da solo in INPS, spieghi questa cosa, se non le danno una risposta le torni al patronato che veda di sistemarle tutta la vicenda. Ma adesso che si può andare, vada direttamente in INPS con tutte le posso andare carte. anche domani o dopodomani. Però, Tanto adesso è aperto, no? Al pubblico. ma devo fare appuntamento, signora? Ma a No, me adesso risulta hanno detto che è aperto al pubblico, quindi no, dovrebbe essere provi aperto. anche, avrà un numero di telefono e faccia un colpo di telefono prima magari. Sì, ma io a Pordenone sono a 2 passi, non è che mi... E allora allora va lì provi, e vada a va, vedere là direttamente, no? Ma siccome io vi seguo sempre, Bene, questa sono molto trasmissione- contenta. No, Continui a perché seguirci. mi piace che mi avete indicato anche delle strade buone, strade giuste. Bene. Ma questa sera ero incavolato nero che non Perché? batte le Priuli. Ah, ecco. Beh, adesso ci vede. Va Sta bene. parlando con noi, meglio di così, può stare Sì, contento. ma no, ho piacere parlare con voi, perché siete brave persone, ma Bene. adesso barcolo nel buio. Ecco. E allora lei domani vada in INPS e veda se è aperto, oppure telefoni prima di andare. O al limite si fa una passeggiatina, insomma, va fino lì all'INPS e porta tutte le sue carte e spiega e chiede che cosa sta succedendo. Va bene? Sì, La devo signora- salutare adesso perché dobbiamo No, andare in andiamo pausa. avanti. Signora, guardi che io l'ho chiamata quando era a Codroipo, a Villa Manin, che faceva un programma, non so di cosa era. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Grazie. Grazie per aver chiamato. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante. Rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, non abbiamo neanche salutato bene il signor Giovanni di Pordenone, che ringraziamo appunto per aver chiamato, anzi no, l'abbiamo ringraziato ma non l'abbiamo salutato. Tiziano, dovevi aggiungere tu qualcosa Sì, al sull'avvertenza. discorso, no? Allora, Chiacchierata, volevo sì. solo aggiungere che prima di tutto è 5 mesi che noi abbiamo fatto le richieste al governo. Non abbiamo aspettato il momento della finanziaria. E secondo, noi sulle pensioni abbiamo fatto delle proposte precise, cioè abbiamo chiesto non quote, perché le quote non sono problemi che noi approviamo. Abbiamo prima di tutto chiesto che si pensi che i lavori non sono tutti uguali e quindi
i lavori, prima di tutto bisogna vedere i lavori faticosi e gravosi. Abbiamo chiesto, qui sembra che qualcosa venga avanti sul discorso di lavori usuranti e gravosi. Poi abbiamo chiesto... Anche c'è quell'idea di tutti in pensione, poi no? A 61 abbiamo anni. detto che possibile a 41 anni, perché a 41, no, ma a 61 d'età volontariamente, nessuno obbliga uno ad andare in pensione a 41, ma uno che ha 41 anni potrà decidere di andare in pensione quando è andato alla pensione sulla quota 100 a 38 anni di contributi, quindi questi hanno, ma anche qui nessuno fa una supposizione che tutti vanno, quelli che hanno 41 vanno in pensione. Chi vuole può andare in pensione, sa benissimo che oggi col sistema contributivo, anche questo bisogna chiarirlo, col sistema contributivo in vigore adesso, più anni lavoro e più prendi di pensione. Quindi uno fa i suoi calcoli, dice ho 41 anni di lavoro e smetto. Seconda cosa, quando parlano anche di costi, fanno i costi come l'INPS dice, possono andare in pensione, ad esempio con la quota 100 parlavano di 1 milione di persone, più 1,2 milioni mi sembra, che potevano andare. Sono andati in 314.000, cioè neanche un terzo di quelli che avevano la possibilità sono andati. Poi un'altra cosa che aggiungo, noi qui è legato anche al problema fiscale, abbiamo una situazione in Italia di lavoro non controllato, cioè come si chiama, lavoro, lo dicono lavoro nero, ma io non uso, lavoro economia sommersa, no? Che sono migliaia, se non di persone, sono migliaia, sono milioni di persone che non pagano i contributi. Quindi il compito anche del governo è di fare delle leggi in modo di tirar fuori tutta questa evasione fiscale che c'è, perché se no ci rimette chi poi? I lavoratori che hanno lavorato tanti anni, ci rimette una tassazione che è la più alta, credo, dei paesi europei che abbiamo sulle buste paga, anche oggi vengono fuori sia per i salari, ma non ne parliamo per le pensioni, perché io vedo sempre che quando vanno in pensione sono tutti abbastanza contenti, quelli che vanno, che faccio le domande di 41 anni, dopo 2 o 3 anni mi dicono ma qui mi hanno ridotto la pensione, perché di fatto noi abbiamo un sistema e chiediamo anche questo di, come si dice, cioè di vedere di ripacificare la pensione, cioè abbiamo una perdita sul potere d'acquisto della pensione concreta e ce lo dimostrano tanti pensionati portandoci anche, noi dobbiamo fare, oggi non si può fare neanche l'OBSM, per dirgli guarda che è dovuto alle tasse di qua o di là, ma ci sono tante situazioni di questo tipo. E quindi adesso se il governo non ci darà risposte, noi pensiamo che faranno assemblee degli attivi in tutti i posti di lavoro. Noi come pensionati faremo le nostri attivi e decideremo poi cosa fare se non ci danno risposte concrete a questa piattaforma. Ma ripeto, è 5 mesi che noi l'abbiamo presentata. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Ah, buonasera. Buonasera. Io telefono qua da San Giorgio di Nogaro. Sì. Io intanto vi faccio tanti complimenti perché siete veramente bravi. Grazie, grazie. Prego. Stavo seguendo la telefonata del signore che ha telefonato prima. Sì. E praticamente mi è successo uguale. Io sono 2 anni che prendevo il bonus dell'energia elettrica, sempre lo stesso ISEE. Boh, a parte che l'ho fatto il 13 gennaio quest'anno, l'ultimo mi scade dicembre. Però l'ultima bolletta della luce mi è venuta una bolletta astronomica. Sono andata al CAF qui a San Giorgio e la signora lì al CAF mi ha detto che loro non trattano più questo argomento. Sono andata sul contratto lì del bonus che ho fatto io 2 anni fa, ho tirato giù il numero verde e ho telefonato e ho trovato una signora gentilissima che mi ha detto quello che avrei dovuto fare, di mandare tramite fax l'ultima fattura, il contratto, insomma, perché mi ha detto che c'è stato un intoppo, perché perché mi ha detto che addirittura che non esiste il mio bonus nel loro
computer, non so. E quindi lei, signora, ci dà già la risposta al signor Giovanni che ha telefonato da Pordenone. Quindi se il signor Giovanni ci sta seguendo, quindi deve fare anche lui la stessa cosa, chiamare il numero verde e spiegare. Che abbia pazienza di aspettare chiaramente, però c'è una persona gentilissima che gli risponderà e gli dirà tutto quello che devo fare, solo che io dico ormai a me l'ISEE mi scade alla fine di quest'anno perché in marzo sono andata in pensione, però tra di me ho detto se l'ISEE mi scade alla fine dell'anno chiaramente avrei avuto ancora questo bonus, insomma, no? Penso. Allora lì la signora mi ha detto, gli ho mandato tutto tramite fax, che loro mi avrebbero contattato, adesso io sto aspettando. Comunque, brava, ecco, ha già aperto una via, una strada a Giovanni di Pordenone, visto che sta vivendo praticamente la stessa esperienza. C'è il numero di telefono verde comunque sulla carta del bonus che ha fatto quella volta, deve mettersi in contatto lì perché il CAF comunque non segue più, mi ha detto sta prassi qua, no? Però è una cosa semplicissima, basta telefonare, gli chiederanno tutti i dati, manderà via il codice fiscale, la carta d'identità, l'ultima fattura Enel, tutto, e mi ha detto addirittura che dopo se vedono l'intoppo qual è, che la prossima fattura chiaramente verrà decurtato quello che ha pagato in più. Signora, grazie per il prezioso aiuto, ma è bello questo rapporto che si instaura, no? con i telespettatori. Perché ma perché se uno sa un po' più dell'altro è giusto che dia un'indicazione anche, no? Molto brava signora, grazie Signora, per aver chiamato. Ennio. Se a tempo era disponibile si aggreghi ai nostri volontari lì a San Giorgio. Guardi, se vuole mandarmi, io non so se avete il mio numero di telefono qua, più che volentieri, perché adesso sono in pensione e perciò qualche ora libera ce l'ho. Bene, così vede, può ingrossare le fila. In Piazza anche. della Chiesa a San Giorgio trova la nostra sede e può tranquillamente... Dove? Dietro il Duomo? Dove? Piazza della Chiesa si chiama, sì, dietro il Duomo. Ah, ok, mi informerò, va bene? Grazie. Mi informo. Va bene, grazie mille anche a voi. Grazie Buona signora serata. per aver chiamato, grazie. Bella questa cosa, no? Che si instaura anche questo rapporto fra i telespettatori, l'aiuto. Ci sono tante particolarità. Volevo dire sull'ISEE, perché... Allora, sull'ISEE volevo... un attimo, perché penso che ci sia un'altra telefonata. Abbiamo un'altra telefonata? No. Sì? No? Bene, allora Allora, sull'ISEE voglio informare tutti che già potete prendere l'appuntamento per fare l'ISEE il prossimo gennaio, perché il CAF prende già sugli appuntamenti, sapete benissimo che chi devono fare gli ISEE sono tutte le persone che hanno bisogno di prestazioni sociali e altri che hanno bisogno di contributi e robe del genere devono fare l'ISEE. Quindi l'ISEE che è in vigore adesso scade tutti il 31 dicembre del 2021. Potete però già prendere l'appuntamento per gennaio, il CAF prende già, vi dice l'ora e tutto quanto, che potete andare per farlo nel 2022. Altra scadenza sempre del CAF che io informo è quella del RED. Tutte le pensioni estere, quelli che prendono le pensioni estere anche se fanno il 730, devono fare il RED. Questi hanno tempo fino a marzo, anche questi potete già telefonare per andare a fare il RED. Quindi meglio prendersi per tempo per prendere appuntamento. Non aspettare l'ultimo momento perché sennò l'INPS potrebbe prendere i provvedimenti di togliere dei contributi che avete. L'altra cosa è che chi invece fa il 730 che non ha la pensione estere è a posto, non occorre che fa. Però chi non fa il 730 che ha solo la pensione e che usufruisce di integrazione al minimo o di assegni familiari o di 14esima, anche questi devono fare il RED. Quindi io informo tutti che possono già prendere l'appuntamento per fare sia il RED che l'ISEE, che quelli che devono farlo. Ecco, vediamo se sa darmi la risposta Ennio. Gentilmente volevo chiedervi, con 23 anni di contributi,
e 67 anni che compirò a ottobre 2022. Quanto tempo prima devo presentare domanda di pensione? Beh, normalmente basta 30 giorni prima, però la cautela vuole che per tempo faccia verificare la situazione contributiva e quindi le conviene recarsi al patronato INPS più vicino e fare una verifica della situazione contributiva per non trovare poi gli sorprese. Fanno l'estratto certificativo e ma quindi... questo il patronato sanno come fare la verifica e gli danno la garanzia. Ecco, qui ci sono anche i saluti da parte di Ennio di Gemona, che dice di vederci solo sul canale 511 in alta definizione. Grazie anche per la segnalazione, ringraziamo il signor Ennio di Gemona. Io volevo integrare un po' il ragionamento lì Sì. sul confronto con il governo, Sì. perché è facile farsi sviare sul ragionamento delle Certo. pensioni, eccetera. Però, giustamente come diceva Tiziano, sono in via di attuazione le iniziative per aumentare la sensibilità della parte politica alle richieste, alle esigenze e alle proposte del sindacato. Gli attivi fanno le loro riunioni. I nostri pensionati hanno già organizzato una manifestazione unitaria a Roma prevista per il 17 novembre e qui se la regia riesce a mandare la slide, la prima slide. Scusami un attimo Ennio, devo rispondere al signor Ennio di Gemona, che abbiamo un problema sul canale 11 e verrà ripristinato al più presto. Questa è la comunicazione dalla regia. Grazie per averci fatto questa segnalazione, signor Ennio. Ecco, chiedo scusa, Ennio. Il 17 a Roma le organizzazioni sindacali unitarie dei pensionati CGIL e CISL-UIL fanno una manifestazione chiaramente nei limiti che sono permesse dalle regole adesso, e il titolo non è pensioni, è pensioni, fisco e sanità e non autosufficienza. Sono degli argomenti che per noi sono basilari, ma non solo per noi, sono importantissimi perché in questo momento solo lavorando sull'insieme di queste cose si possono ricreare condizioni, anche situazioni di vita più decenti per le persone più fragili, perché qui non ragioniamo solo di persone anziane, ma ragioniamo di tutte le persone fragili che sono effettivamente in difficoltà. E su questo possiamo anche inserire dei ragionamenti economici, come si diceva prima, perché anche il ragionamento sulla non autosufficienza, se lo colleghiamo al lavoro, al ragionamento pensioni, se lo colleghiamo al discorso costi, dove mettiamo i costi dei pensionati che fanno la cura alla persona, cioè o la moglie o il marito che vede del non autosufficiente, del coniuge, con un costo che sarebbe istituzionalizzato di 2.000 rotti euro e lo fa per 6, 7, 800 euro. Sono questi i ragionamenti che vanno inseriti. E poi c'è il fastidioso riavvio del tam-tam dei pensionati che mangiano il futuro ai giovani. Possiamo riprendere fra un attimo questo discorso? Certo. Ci facciamo una piccola pausa. Intanto vedi, abbiamo visto pensioni, fisco, sanità, non autosufficienza, risposte. Daranno una mano ai pensionati anche gli attivi del sindacato? Beh, senz'altro. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ricordiamo pensioni, fisco, sanità, non autosufficienza, risposte. L'appuntamento è a Roma il 17 novembre. Dal Friuli, Venezia Giulia, partirà una ventina, quante persone partiranno? Ma la delegazione, siccome i posti sono contingentati e numerati, la delegazione dovrebbe andare dalle 20 alle 30 persone. Chiaramente... Certo.
preorganizzata, presegnalata. Nello spazio più grande che c'è a Roma. Lo spazio al coperto più grande che c'è a Roma, che è l'auditorium del Parco della Musica, dove ci sono le manifestazioni più importanti. E purtroppo viviamo questi limiti che anche con questa difficoltà non ci permettono di far vedere tutta la carica che c'è dietro, tutto il seguito che c'è e anche far leggere la bontà delle proposte. Vedo che incomincia a mandare le slide sul percorsi congressuali. Già da un po' che stanno andando e poi le abbiamo già mostrate anche nelle precedenti puntate, no? Visto che ci sono... Oggi è cominciato per Udine il primo congresso a Palmanova, adesso domani zona Latisana San Giorgio, dopodomani il Cividalese, poi la settimana prossima c'è Codroipo e Udine. È un'occasione per rinnovare la classe dirigente, per approfondire queste tematiche e per scambiare con i nostri iscritti le notizie e anche dei ragionamenti e acquisire anche quelle che sono le scelte e gli indirizzi politici per il futuro. Ecco, c'è Tiziano, perché abbiamo ancora 3 minuti, vediamo, c'è una cosa importante che deve... Io chiedo alle persone che si trovano con i parenti o i familiari che hanno bisogno di un'assistenza domiciliare, quindi quelli che non autosufficienti, di informarsi prima di prendere delle decisioni, di venire anche ai nostri sportelli, perché mi capita spesso che prendono strade contro i loro interessi, perché oggi noi abbiamo già delle leggi come il FAP, il Fondo di Assistenza Possibile, che bisogna fare l'ISEE, di informarci da noi o anche dalle assistenti sociali, prima di prendere, perché l'anziano non può essere trattato, come dice il bravo Papa Francesco, come uno scarto o un peso, ma deve essere invece trovata la soluzione più adeguata per l'anziano. Inoltre noi come sindacato nelle nostre richieste proprio sull'autosufficienza chiediamo che siano gli stessi servizi che sono le case di riposo, la fisioterapia, le infermiere che possono assistere queste persone. Quindi noi siamo perché si trovi il più possibile le strade perché le persone rimangano al loro domicilio e siano assistite il meglio possibile. Ecco, Ennio, se hai delle comunicazioni da fare... Beh, no, le ha fatte Tiziano. Sì. Altrimenti riusciamo a dare velocemente risposta. Volevo sapere la tempistica del governo per il calcolo dell'adeguamento delle pensioni al costo della vita per il 2022. Allora, il meccanismo, in teoria per ora è il classico, con i dati del dato inflattivo dell'anno che verrà calcolato dall'Istituto di Statistica, dall'Istat, dovrebbe scattare col 1° gennaio la perequazione. La perequazione per ora dovrebbe partire con le regole iniziali ancora della legge Prodi, quindi coprire a fasce tutti gli importi pensionistici. L'anno scorso, che c'era un silenzio come quest'anno in materia, immaginavamo che sarebbe stata applicata questa tecnica e in sede di approvazione poi del bilancio sono state tagliate di nuovo anche queste perequazioni. Ed è una cosa che ci preoccupa anche perché fa parte sempre di un comportamento molto poco corretto nei confronti di quelli che sono sempre i più deboli, che però quando c'è la necessità diventano i più importanti e quelli che riescono a dare e fare di più. Siamo giunti al termine della trasmissione, non posso fare altro che ringraziare anche chi ci ha scritto da Santa Maria la Longa. E ringrazio Tiziano Manazzone dell'FNP CISL di Udine, ricordiamo essere anche agente sociale. Ringraziamo Ennio Tognutti dell'FNP CISL di Udine. Grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri amici telespettatori ai quali do appuntamento a mercoledì prossimo puntuali alle 18:15 in diretta da Telefriuli. Arrivederci alla prossima settimana. Buonasera a tutti. Buonasera.
in collaborazione con FNP CISL Udine.